Oggi è giovedì 18 marzo, siamo presso la sede del comune di via Palazzo Mestre e siamo tutti qui riuniti perché si sta tenendo un consiglio straordinario. Straordinario perché? Perché normalmente nei 30 giorni precedenti alla chiusura della giunta non si tengono consigli comunali, però la situazione, insomma la questione che dobbiamo discutere oggi è particolarmente importante, soprattutto per i cittadini. In pratica qui si deve dare un parere, purtroppo solo consultivo perché poi è la regione che decide, sulla richiesta di aumento del proprio giro di lavorazioni da parte di una ditta che tratta materiali chimici, anzi stoccaggio di rifiuti chimici tossico-nocivi. Questa azienda, che nello specifico è la Ales SPA, ha chiesto di passare dalle attuali 100.000 tonnellate all'anno, che non sono poche, a 300.000 tonnellate all'anno. Tutto questo verrebbe stoccato praticamente a Marghera, in via dell'Elettricità, che è un posto non particolarmente lontano dalle case e dalle abitazioni, scuole, tutto quello che c'è nel nostro tessuto urbano. D'altronde, l'altra cosa che ci preoccupa molto è che questa sembra essere solo una tesseria di un disegno più ampio, perché casualmente in questo periodo c'è questa azienda che sta chiedendo questo incremento, un'altra ditta che tratta materiali metallici, anzi rifiuti sempre metallici. Teniamo presente che non significa recuperare ferro che altrimenti avrebbe arrugginito, ma si tratta di trattare cose anche come il mercurio, insomma non è rifiuto metallico, ha anche lui le sue componenti nocive. Praticamente quest'altra azienda ha chiesto di aumentare il proprio volume di lavoro da 18.000 tonnellate a 45.000 tonnellate all'anno. Nel contempo la giunta regionale ha appena dato l'ok al riavvio di un inceneritore di rifiuti chimici tossico-nocivi, sempre a Marghera, che è l'SG 31, che era praticamente spento perché Marghera non produce più come polo industriale abbastanza rifiuti per tenerlo attivo, e invece lo si vuole riaccendere facendo confluire rifiuti da tutta Italia. Quindi noi avremo già solo con questo 450.000 tonnellate all'anno di rifiuti, più tutto l'inquinamento dei mezzi che porteranno qui questi rifiuti. Tutto questo in un territorio che è già pesantemente offeso praticamente dall'inquinamento della chimica, perché non dimentichiamo che Porto Marghera è praticamente stato il primo insediamento industriale del dopoguerra ed è dagli anni 60 che in un modo o nell'altro tratta chimica, e bene o male queste cose, al di là di tutti gli scarti di lavorazione, i fumi, le cose, per una questione di inizialmente probabilmente di inconsapevolezza, di scarsa attenzione e successivamente per una motivazione proprio economica, questi scarti, questi rifiuti sono stati abbondantemente riversati in acqua, terra e mare. Praticamente il nostro territorio è costantemente, cioè è già inquinato storicamente, in più si prosegue in questa azione perché abbiamo appunto ancora 1500 cammini che buttano fuori sostanze nocive, rifiuti, sovrappiù di produzioni. Oltretutto abbiamo anche 6 centrali elettriche, di cui 2 a carbone, che praticamente inquinano come milioni di auto, riempendo praticamente l'aria di polveri sottili. Le polveri sottili che cosa fanno? Riescono a penetrare all'interno del nostro corpo e veicolano praticamente tutte le sostanze chimiche che sono nell'aria, quindi ci portano dentro delle sostanze che alla fin fine si traducono in acidi all'interno del nostro corpo, del nostro sistema respiratorio. Quindi qui abbiamo un aumento della mortalità sia nell'immediato, perché ogni volta che c'è una sovraesposizione alle polveri sottili c'è una serie di persone che finisce in ospedale, e sia un aumento di mortalità nel lungo termine per problematiche respiratorie, per tumori polmonari, per tumori anche di altre tipologie, perché poi non dimentichiamo che queste sostanze, prima fra tutti la diossina, si cumulano nel nostro organismo e rimangono belle lì nelle nostre cellule fino a dare questi risultati nefasti. Infatti qui la media dei tumori con sede polmonare, viscerale, dei tessuti molli è più alta che nel resto d'Italia. Altro dato preoccupantissimo è l'aumento delle patologie tumorali nei bambini. Praticamente questo è in aumento del 2% all'anno costante, che è una cosa spaventosa, perché qua non si tratta di degenerazione dei tessuti della popolazione che è vecchia, stiamo parlando di bambini. Soprattutto sotto l'anno di età c'è un aumento del 3,2%, che è una cosa preoccupantissima. E d'altronde teniamo presente che la diossina praticamente viene veicolata dal latte materno, quindi il primo alimento che diamo ai nostri figli è già inquinato, unitamente all'aria che respiriamo qui, che viene costantemente appunto riempita di schifezze e di veleni chimici. Quello che noi vorremmo è appunto evitare che questa zona venisse considerata come già vocata per il trattamento del rifiuto, perché la nostra paura, vedendo appunto tutte queste aziende che contemporaneamente hanno chiesto di potenziare il proprio giro di attività,
è che si voglia fare di Marghera e delle zone circostanti praticamente una filiera del trattamento del rifiuto chimico, mentre invece noi auspicheremmo a che si iniziassero delle bonifiche del territorio, cioè il fatto che un inceneritore di rifiuti chimici non abbia più materiale per giustificare la sua funzione e che venga spento ci sembrava una buona occasione per cominciare questo percorso di risanamento del territorio. Chiaro, sarà un percorso lungo perché decenni che inquiniamo, decenni ci vorranno per pulire, però qui non c'è neanche il sentore che non si voglia iniziare, sembra anzi che ci si voglia spingere sempre più giù, farci diventare la fogna chimica d'Italia e chissà forse anche d'Europa, perché tanto là ce ne avete già di rifiuti, quindi cosa ci stanno dicendo? Continuate pure a crepare di tumore, ecco, noi vogliamo evitare questo. Ce la facciamo.